un brindisi, un brindisi molto famoso, l'ho scritto io e Giuseppe Verdi. E non posso suonare, vedi, c'è il filo. Il brindisi fa pressappoco così. Alla Saub! Alla Saub! Viviamo dei lieti carici che la bellezza infiora in questo paradiso ne scopra il mondo d'inferno ne scopra il d'inferno ne scopra il d'inferno. I cavernicoli, one calamita group. che c'entrano le calamite con i cavernicoli, scusa. Siamo un gruppo di attrazione, come si dice? Calamita group. I cavernicoli, un terzetto, quartet, 1, 2, 3 and 4. che in una notte come questa In the night hanno deciso di propormi un brano, uno spettacolo antologico. Noi quest'anno festeggiamo i 20 anni di attività e grazie a questi festeggiamenti vogliamo riportarvi sulla scia dei brani che hanno avuto maggior successo con il nostro pubblico. Riassunto our activity. Vogliamo solo ricordarvi un paio di trasmissioncine alle quali abbiamo partecipato, anche per dare l'occasione a chi non ci conosce di avvicinare alle voci i volti, ai volti le voci. Ricordate forse Buona Domenica con Maurizio Costanzo, dove esordivamo con una sigletta che faceva pressappoco così: Buona domenica, e la domenica la passi in allegria. O una trasmissione radiofonica che per noi è stata molto fortunata e la facevamo con grande piacere, Onda Verde, dove c'era una sigletta che faceva così: Onda Verde, in collegamento con Aci Reale, Aci Trezza, Aci Castello, Aci Tornatorio, Aci Coria, Aci Pota, Aci Buta, Aci Cialina, Aci Dura, non ci voleva venire! Potete comunque ascoltarci per ora tutte le domeniche su Radio 1 in una trasmissione che va in onda su Radio 1 appunto dalle 12 alle 14, che è intitolata Le piace la radio. Do you like the radio? Detto questo, passiamo alla ufficiale presentazione dello spettacolo, che necessariamente viene proposta internazionalmente dalle Ande. Amore, arriva però. Ladies and gentlemen, I am very glad to present to you Paio Pollicino. Pio Pollicino. Pio in italiano, in inglese si dice Paio. Mi chiamo Pio Pollicino. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi Nico Marino. Marino è un cognome estivo. Tutte le volte che Leandro sente il mio si cognome, ricorda le spiagge. Marino si impressionò con questo cognome. Tutte le volte organizzo un Di rebus villaggi turistici. di villaggi turistici. 11. 11, come me. Fianco sinistro. Fianco sinistro. Aprile. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Facciamoci rubare, non se ne 11. 11. Che c'entra questo col mio cognome, scusa? Sottomarino. Vabbè, Io find the reset ancora no? il tema dello spettacolo di questo Argument momento of this show è un tema this evening importante. is the most important. Il tema Argument affonda la ricerca nella verità storica. Noi vi proporremo quello che realmente è accaduto, di tante storie di cui sicuramente conoscete i fatti superficiali, ma non quello che è avvenuto dietro le quinte. L'uomo ha avuto sempre questa tensione a ricercare la verità storica,
da tempi remoti, sin da quando l'uomo è uscito dalla notte della preistoria. E infatti in principio era il caos e Dio creò l'uomo. Non ci volevo venire. Mi manca tanto la donna. Mi mancano tanto i cromosomi. Chiamami cromosomi, sarò la tua bella. Creala, per favore creala. Non riesco a vivere senza la metà. E adesso che mi hai creata, voglio le comodità. Mi dispiace, non ho più nulla da darvi. Comincia l'albero evolutivo dell'uomo, Homo di Neanderthal. Homo erectus. Continua l'evoluzione della specie, Homo habilis. Homo sapiens. Omogeneizzato. Non ho l'età. Non ho l'età della pietra. L'età del ferro. L'età del rame. L'età du bon, c'est du bon, oui. Il mio cene è cominciato già. La mia vita è solo questa, quasi cacciare, sempre cacciare. Il vero lavorio della vita preistorica è la caccia al dinosauro. A me, a furia di cacciare dinosauri, mi sta venendo il dinosaurimento nervoso. Ma io ho le armi, lance, frecce, masse, martelli. E cracksti. Quest'ultima a doppio taglio. Ma allora è un'ascia. Lascia. Con quest'ascia ti taglio in due. Sì, lo so, l'ascia raddoppia. Ma il cibo non era il solo problema nell'antichità, c'era pure quello della comunicazione. I grandi giornalisti erano ancora in fasce. Piange la vicina Giorgio Bocca piccolino, ci son tamburi in quantità, è vero giornalista non ci sta. Inaugurata oggi la prima mostra di graffiti rupestri. Grande scalpore ha suscitato un graffito dipinto brass, raffigurante donna nuda in scena erotica, dal titolo La Clave, Museo Stefania Randelli. Si è speso il sole, noi sappiamo come fu, e scese tanto freddo dal nord. Era cominciata l'era glaciale. La donna diventa l'orlo frigida e l'uomo non è più tanto erectus. Infatti diventa Homo sapiens. Homo sapiens, Sì? ecco la tua nuova casa. Ma è una misera spelonca, C'è un un covo ritorno. di animali. È una tana. Sana della miseria. La grotta mi deprime, non viene neanche la voglia di fare l'amore. La grotta toglie tutte le voglie. Io, per avere una grotta, ho dovuto scacciare un dinosauro. Da qui la famosa frase, il mio padrone di casa è un mostro. Ieri sono arrivati i turisti da fuori grotta, in autoclave. Ci hanno fatto sloggiare a colpi di bastone. Da qui il turismo di Marza. Noi siamo andati a finire tutto all'ospedale. Da qui il turismo derelict. Vogliamo le grotte e lo facciamo a botte! Comincia da oggi la crisi degli alloggi! Le grotte non bastano più. Nicolassi e l'ecocanone non erano ancora stati inventati. Fu deciso il blocco delle palafitte. E siccome le palafitte stavano sugli acquitrini, la legge fece acqua da tutte le parti. Bei tempi la preistoria, grotte per città fatte di niente. Brindisi e Lecce ancora non erano nate. E a Roma portan già tutte le strade. A Fiumicino ancora non parlavano latino. Tra loro non si capivano benché. C'è chi si sporca con la voce tremula. E c'è chi fa Era cominciato il dialogo. Brontosauro, cercopiteco. No, qui mezzo! Mi scusi, ho sbagliato scimmia. Ai, brucia lì! Pompo! Pompo! Ufogo!
era la scoperta del fuoco e ne passò di acqua sotto i ponti, finché ritrovata una stele votiva simile alla stele di Rosetta, raffigurante una certa Mariana. Trattasi della famosa stele novela, iniziata nell'era paleolitica, continuata nell'era neolitica e ancora non finita nell'era politica. io sono l'Homo politicus. E che sei, l'uomo nuovo? No, lavato con perlama. Passa parola. In principio era il caos, poi fu peggio e il mondo andò in panne ed anche Dio fu costretto a mettere il triangolo. Il triangolo? La Sicilia. La Sicilia, ombelico del Mediterraneo. La Sicilia, ovvero come vivere felici e contendenti. La Sicilia è il triangolo d'oro del Mediterraneo. La Sicilia che cambia. La Sicilia, il triangolo delle permute. Pubblicità a cura dell'ente autonomo Soggiorno Obbligato. Vieni in Sicilia, regno del sole, 30 gradi. come a tutto anche nella Tunisia, Osa fare. nella terra la più calda che ci sia. Everybody. In Sicilia, le cose tu adesso imparerai. Non è mai troppo tardi. In Sicilia, scoprirai qual è la verità. Se incontri un boss, Sì, la tua famiglia, su spazio. che pezzo da 90 penserai. Rompe le E un tradizioni. po' senza Federica, gli dirai. Bye bye, boss. In Sicilia, le cose tu adesso imparerai. Non è mai troppo In tardi. Sicilia, scoprirai qual è la verità. Quello che vedi, non ricordare, con chiudi gli occhi e sicuro tu sarai. Fatte tu. Che domani tu parlarne non potrai. Everybody. In Sicilia, le cose tu adesso imparerai. Non è mai troppo In tardi. Sicilia, scoprirai qual è la verità. Se poi qualcuno, uomini con del torto, uominicchi, e di te in giro poi parlerà e qua, a te alla stricchinina ti offrirai. Buono da morire. In Sicilia, le cose tu adesso imparerai. Non è mai troppo In tardi. Sicilia, scoprirai qual è la verità. Se viene il tempo delle elezioni, Vota e fai il voto votare. che tu prometterai, Dando il voto di solo precedenza a chi ti offre il posto lo darai. all'onorevole Gale In Semenza. Sicilia, le cose tu adesso imparerai. Non è mai troppo In tardi. Sicilia, scoprirai qual è la verità. Pa, 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 pa. La Sicilia è stata per noi fonte di ispirazione per moltissimi brani, moltissimi dei nostri sketch sono nati proprio sottolineando alcuni momenti Se ne va a parte. che la Sicilia ha attraversato. Se ne va fino al... Ma che è una radio privata? Ma che hai? È facile. È facile, ma è facile che cosa? Ironizzare sulla Sicilia, noi che siamo un gruppo siciliano, non Ma che dovremmo cosa farlo. dovresti fare Ma che fai Ci polemica? volevo venire. Ma questo ti pare il posto per fare Ci polemica? fai l'immancabile ricetta gastronomica siciliana, una Ci tarantella. fai l'immancabile ricetta, ci faccio l'immancabile ricetta gastronomica siciliana. Signori, vi proponiamo la famosissima ricetta dell'ancora più famosa pasta con le sarde. Prego, signora. Signore? 100.000! E cosa la pasta con la sarde? Attenzione tutti! Culinaria! D'accordo? Sarde, solo sarde, per la pasta con le sarde, ci vogliono le sarde però, per questa pasta sai, togli la testa, togli le rische e tieni solo per chiarezza, i pesci vanno squamati, e sottolineo squamati, Lisci poi i finocchi,
di montagna. Riduci l'infoltiglia senza me, Tritali bende, sentirai il sapore. Poi un po' di sale aggiungerò. adesso si assaggia, sapore di sale, sapore di mare, ci vuole un poco di buon zafferano e un pezzettino di peperoncino, Uva pasta e pinoli. E adesso mettola come sai fare tu. Abbassa la tua fiamma per favore. Pronto? Oh, finalmente da quanti anni che non ti sentivo, bambina, come sei? È bastata una telefonata che la porta mi si è staccata. è diventata nera, 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 è diventata nera come il carbone. La storia del passato, la storia del passato è stata sempre una curiosità per molti. Noi abbiamo affrontato questo tema ricercando quello che di vero c'era nelle storie che ci sono state tramandate. Io sto sistemata le tammure mentre lo presento. Presento, sente regalo. Ma non si può portare un bongo che è più nero. Scusate signori, ogni tanto. Ti lascia andare. Tutto presente? La colonna sonora. Signori, vi proponiamo la vera storia di Quo Vadis. Né più né meno che proprio che la vera storia di Vinicio e Licia. Anno Domini! Anno Domini! Anno Domini! Addio a tutti! Non ci volevo venire! Riassunto delle puntate precedenti. Nerone si avviava per una di quelle stratelle leggendo il manuale del perfetto Boy Scout. Arrivato ad una biforcazione, assestati su un muricciolo c'erano due pompieri. Uno di loro si rivolge a Nerone e ci fa, dice, senta, dice, lei che è l'imperatore Nerone, dice? Dice sì. E mi dice che è quel tale imperatore Nerone o Popea, dice? Dice sì. E mi dice, mi tocca una curiosità, lei avrebbe intenzione per caso di appiccare il famoso incendio di Roma, dice? Dice sì. E mi dice, il famoso incendio di Roma lei non lo deve appiccare, né ora e né mai. Va bene? Era la Roma pompeiana. In quel periodo a Roma le ragazze patrizie, ma anche le Marcelle, le Deborah, le Maria Antonietta e persino le Concette avevano strane abitudini. Per le strade, per le piazze, fanno il bagno, sono pazze, ci sono ragazze che lo fanno alle 3, ma ce n'è una che fa il bagno all'1. Oui, je suis Pompea. Mamma bella e da luna, io mi stuffo dentro il latte, poi mi asciugo sopra i denti. Dimmi baby, quale latte fa per te? A domanda io rispondo il latte di assidè. Lo diceva Nerone, qui ci vuole il sapore. Ma con latte no, lo diceva Agrippina, meglio la candeggina, ma con latte no. Tu
Vinicia, sono Vinicio. Vedi, Vinicio, dici. Verrò dopo. Cosa vuoi che ti porti da mangiare? Amore, amore, ora sono tante cose, però, scegli le più gustose. Eccomi, ti porto un uovo intero perché ti amo. E l'uovo per me, fatto apposta per me, e solo per me, che uovo mi dai, Vinicio mio amore, ma ciò che amo è lui, è il cuore che nasconde in sé, E l'uovo per te. aiuto! La finanza! Ma dove vai se non c'è la bolletta? Io colgo in fallo, faccio la contravvenzione. Questo piccolo mio pensiero, che orrore, che mi lascia ricordare che ho le tasse da pagare. Vi ho colti in fallo, senza ricevuta fiscale. Quo evadis? Verrete condannati alla tortura della botte irta di chiodi. No, la botte no! D'ora in onda in diretta quelli della botte. La botte piccola per noi, troppo piccolina, non dar la pena di provare a rotolare. Ma che cos'è questo? Così si balla ad Amburgo. Il balletto hamburghese. Il balletto hamburghese, ma perché? Perché? Ma a lei ci piace? Oh sì, E allora? ave, Ave Cesare! Morituri te salutano! dice Lino chi sono costoro che parlano in coro. Sono i morituri tuoi. I morituri miei. Sì, ma chi è costui? Salve, sono Cesare, ragazzi, ditemi, come faccio a passare alla storia? Ebbene sì, chiederò ai padri coscritti. Senato, per me solo tanto rovinato. Senato, io mai conosco di verissero. Sì, Gellino, consigliami. Accendi un fuoco, dico io il cielo. Fiamme, a picco via piccola, a picco via piccola. Fiamme, a picco via piccola. Prendeteli i pretoriani, sono stati loro due ad appiccare l'incendio di Roma. Fiore di vita, nascondiamoci nei cimiteri! No, nei cimiteri non ci voglio venire. Ma perché? Saranno i cimiteri, ma se vieni un po' più giù, catacombe, non ci troveranno più. Fuganeo è a te! Paghi il carrello che ne va venuto a mura! Non te ne rognare. Un'altra volta fai coprai bene la colonna sonora, tutto. Tu te roncino. Signore, scusate un attimo. Tempo che sbarazza. Il freno! Dov'è il freno? Tra i tanti brani che abbiamo voluto proporvi questa sera, ce n'è uno in maniera particolare che ha un significato molto profondo, legato a uno dei temi più sensibili che il cabaret e la comicità del cabaret abbiano mai affrontato. Un tema sociale, un tema verbalmente molto noto, ma che affronta momenti difficili di un mi comunicano che è in corso un'agitazione da parte dei lavoratori dello spettacolo. Podere operaio! Podere operaio! Podere
operaio. Scusi signore, ma non si dice potere con la non T. si dice potere con la T, perché non lo so che si dice potere con la T. Lo so. E allora? Io volevo dire che avevo un podere in campagna e l'ho dovuto vendere per andare a fare l'operaio alla Fiat. E come è andato a finire? Come è andato a finire? Come è andato a finire? Che non ho più il podere e nemmeno faccio l'operaio alla Fiat. Ma perché? Che cosa è successo? Cosa è successo? Che cosa è successo? Alla Fiat? Con ritmo, ad uno, in 126, ci hanno messo in cassa integrazione. Incredibile. La cosa più incredibile è che non c'è più riconoscenza. Una volta, quando io ero in campagna, davamo da mangiare agli agnelli. Oggi in città gli agnelli non vogliono più dare da mangiare a me. Ha capito com'è? E lei come fa a rimediare il pranzo? Come faccio a rimediare un pranzo? Lo rimedio alla faccia del costo del lavoro. Antipasto, prosciutto e merlone. Come primo? Spaghetti. Al dente? Scotti, sempre scotti. E di secondo? Una volta carniti ai ferri, oggi mi contento dei frutti marini. Il contorno non c'è, ma quando c'è è benvenuto. Comunque, finché c'è Demita c'è speranza. E purtroppo, finché c'è speranza c'è anche Demita. Com'è bella la DC, com'è grande la DC, com'è viva la DC, com'è allegra la DC, piena di ministri e di banchieri e di correnti, piena di voci con tanta gente che lavora, intanto niente si produce, con le stangate sempre più grandi, le contingenze, le scale mobili, l'inflazione sempre più alta e tra le tasse sempre di più. Ma non le viene mai la nostalgia delle campagne? Beh, la nostalgia della campagna mi viene soprattutto quando penso che la campagna è agresta, è bucolica, idilliaca. La campagna è fatta a misura d'uomo, la città non è fatta a misura d'uomo, non si trova niente a portata di mano. In città, la carta igienica al 10° piano, la grappa sempre più in alto, e il caffè più lo mandi giù e più ti tira su, roba da farsi inchiodare per terra. Ho capito. Lei Non ha nessuna non ha nessuna soddisfazione. soddisfazione nella vita. No, io qualche soddisfazione nella mia vita ce l'ho. E qual è? Il mio secondo lavoro, faccio la comparsa. Ora farò la comparsa in un film sulla vita di Papa Wojtyla. Un colossal, è diviso in 3 parti. Parte prima, parte dopo, parte sempre. Dopo il nuovo concordato! Annunzio Vobis, Baudo Magno, che saranno trasferiti dalla RAI a Radio Vaticana i seguenti giornalisti: Sandro, Pater nostro, Emilio, Fede, Alberto, Giubilo, Piero, Angela, Gianfranco, Amen. Agnes e Rai, qui omnia errata corrige, donaci la carrà. Com'è bella la TV, com'è grande la TV, com'è viva la TV, com'è allegra la TV, Con i 300 e più canali, con le 300 libere voci, con tanta gente che lavora per uno show che si produce, pubblicità specializzata, informazione pubblicata, con i quiz e la cultura incomincia a fare paura. La vera paura l'ha avuta Raffaella Carrà l'anno scorso quando ha proposto la prima puntata di Domenica In. Non è riuscita a entrare nei teatri di posa per via dei fans, malgrado sui portoni ci fossero dei cartelli con su scritto "lasciate libero il passo Carrà". Ma lo sapete che per riuscire a entrare è stata costretta a farsi scortare da una speciale scorta di guardie del corpo? Sì, di Carrà Binieri. Viva l'Italia! Viva l'Italia! La tele si è accesa, l'Italia già aspetta. La lieta sorpresa che ora viene letta. Signore e signori, buongiorno. Apre i programmi di Canale 5, Buongiorno Italia. Seguiranno Ralph, Elf, Biff, Kojak, Pietro, Bulk, Salsa, Dallas, Zig Zag e Popcorn. Buonanotte Italia. Chiuderà le trasmissioni. E così ora il menù di Mamma TV per i ragazzi. Programmi per tette sere. Alle ore 13 un doppio Star Trek, il Brodino da fantascienza. Alle ore 13:30 seguirà un teleromanzo a fettine, scusate, a puntate, della serie Bove Story. Seguirà al termine il ruttino del pomeriggio. Alle ore 14:15 potrete assistere a uno stimolante
note telefilm della serie La dolce duchessina, cui seguirà il film Alla conquista del cesso. Alle ore 15:30 il semolino del Po replica. Subito dopo, alle ore 17, vi consigliamo il programma sull'alimentazione infantile Da Maigret a Ingrassia. Alle ore 18 l'uomo ragno, l'uomo lupo, l'uomo tigre, 3 bestie seller della serie Avventure. Alle ore 19 per i bimbi delle classi elementari trasmetteremo La classe Ave Maria va in paradiso, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle ore 22 a ciascuno il suo. Teleasta di 100 genitori abbandonati da bimbi contemporanei. I genitori saranno aggiudicati al maggior sofferente. Alle ore 1 solo per bimbi adulti, con cambi di mutandine e pannolini in diretta, Digiluna, quasi un boratato per la domenica. Cadessi programmi per domani. Alle ore 7:20 Rai 1 mattina. Pietro Badaloni, lei non sa che sono io. Alle ore 12 Santo Messner della serie Yeti, Messner Rex. Alle ore 16 cartoni animati, Mike Bongiorno e le sue papere, Quiz, Quaz, Quad. Alle ore 18 dibattito, Cesare Ragazzi e l'onorevole De Michelis discutono sul tema Kojak. Alle ore 19 il commercialista vi parla delle tasse indolori della serie Già fatto. Alle ore 21 l'abbominevole uomo delle 9 con Pippo Baudo. Alle ore 22 la pasta barella, il caffè muerte, la grappa becchino presentano Morto Bello. Radio Televisione Italiana, guardi la informazione. No. This is Rai, Italian Broadcast Network. No, è dentro in italiano. Lo capisco. Lo capisco. Notiziario. 2000 anni fa un noto pediatra di nome Erode risolse con successo il problema dei bambini. Problema che rimane pressoché insoluto in Italia. Ed è appunto in tema di bambini che questa sera un bimbo prodigio, reduce dai successi dello Zecchino Giallo, ci viene a cantare una canzoncina. Battisti? Ho caduto. Ma no, Battisti nel senso... Battisti è un autore, non è un verbo. Ecco, allora ci canta una canzoncina di Lucio Battisti. La canzoncina già ce l'ho fatta. E allora che ci fa? Ci faccio una poesia, ci Allora che ci faccio. fa? Leandro, facci fare una poesia, dai. Facci fare una Ma che ci poesia. fa? Leandro, facci fare una poesia. Ci faccio una poesia, ci faccio. Perché non ci fai una poesia? Ci faccio una poesia. Sì, facci una poesia, non ti manda. Ci faccio una poesia. Bene, però, bene. Tu una poesia ci faccio. Sì, ci faccio una poesia, ci faccio. Sì, ci faccio una poesia, ci faccio. Ci faccio una poesia. Ci faccio una poesia. Ci faccio una poesia allora. Oh. 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 C'aveva un palloncino rosso e blu che era la gioia e la delizia mia. Si è rotto il filo, è volato via, è andato su, sempre più su. Tutti in cielo vanno i miei palloni, tutti dai bimbi buoni, puttana rifamati. Io mi chiamo Salvatore Coeglie, che in italiano sarebbe Chin che sia. Mio babbo è uscire alla regione, mia mamma invece no. È casalingua. Le cose a casa mia andavano un pochettino bene, tanto è vero che mio babbo con la mia mamma si chiudevano nello stanzino per fare il bucato. In vano si diceva a mio papà che il bucato un caffè secco lo fa meglio di te.
Poi le cose sono andate più malvagiamente, mio papà ha avuto avanzamento di grado, le scatti dei punti da contingenza che ci hanno aumentato lo stipendio mentre era sulla scala mobile. Allora mio babbo voleva fare una festinciola, mia mamma pure voleva fare una festinciola e volevano diramare i miti. I miti sono dei pezzi di calza che si mandano amici e consanguini dove di sopra c'è scritto che tu vuoi venire vieni, che non vuoi venire qualcuno. Mio babbo le voleva scrivere a lettere gotiche stili Magna Carta, mia mamma invece voleva scrivere colorate, pop, stili Flash Dance, una gialla, una rossa, una blu, una gialla, una rossa, una blu, e non si sono potuti mettere d'accordo, tanto è vero che hanno divorziato per incompatibilità di carattere. E c'è stato il fatto del cibonale. Il cibonale si chiama così perché le parti in causa eravamo io, mio babbo e mia mamma. Mio babbo mi voleva insibbiare a mia mamma mi voleva insibbiare a mio papà, mio babbo e mia mamma contemporanea mi volevano insibbiare ai miei nonni che sono morti, io a Camposanto in giù volevo andare a casa. E allora mi hanno insibbiato che si dice ufficio. E mi hanno insibbiato alla mamma che però mio papà ci passa gli alimenti che sono soldi quando ce li dà. Quando non ce li dà si chiamano niente. E mia mamma poverina è costretta a fare un po' di straordinario che si chiama artigianato locale. Per questa sua nuova attività, siccome ci faceva un barazzo a casa, a me mi hanno mandato all'esilio. L'Esilio Nido è un'associazione benefica Giovanni Fide pervertiti, figli invade, figli buttani, Io qui mi sono trovato molto bene, a me la maestra mi ha preso a benvolere, mi ha detto tu quando sei grande devi fare professionista, mi ha imparato a fare un psia, mi ha imparato pure quello che devo fare con mia moglie quando sono sposato. Io ci ho detto non l'avevo capito e l'abbiamo ripetuto. Poi c'è stato il ripasso generale alla fine dell'ultimo quadrimestre e dopo l'ingagliaro. E c'è stata l'inchiesta. L'inchiesta è quando viene il direttore, ti guarda nella faccia e si domanda: inchiestato? Poi mi hanno messo alle strette, nel senso che mentre mi facevano le domande mi facevano così nella faccia. E giù botte da orbi, che loro li chiamano così. Ma lo vedevano dove li davano, tutti qua a girocollo un po' più giù che si chiamano a raccogliere, poi sono scappato, mi hanno ripreso e per errore mi hanno portato alla FAO. Alla FAO, all'Organizzazione della Fame nel Mondo, che a tutti i bambini delle liste morti di fame che incontrano e li trovano, i figli li portano alla FAO e li danno a mangiare agli altri bambini. Perché da noi non c'è né pranzo né cena né colazione, invece c'è recensione. A recensione costa il lugullano piatto che si chiama il panino con melmellata. Panino con mellata costa 3 parti fondamentali, uno che si chiama mezzo panino superiore e di sotto si ci spamma melmellata che per dare che perfetto la forza cavità cade subito si mette l'altro mezzo panino che si chiama mezzo panino inferiore. Ora loro potrebbero risparmiare quasi il 50% se facessero così. Attenzione, mettere il mezzo panino superiore, ci risparmiano e girano, non ci sarebbe bisogno dell'altro mezzo panino. Ogni modo allora la recensione è una delle più bellissime per tutti, tranne che per me che passa maestra nei banchi e mi dai martellate nei gengive. Però è buona, non me ne dà la parte dove si piantano i chiodi, no, me ne dà la parte dove i chiodi si levano. Dici così quando almeno i denti ti cadono, uno sì e uno no, uno sì e uno no. Faccio un'altra poesia. Un'altra, Cristino, un'altra poesia, un'altra. Ma che oggi fa un'altra poesia? Sì, faccio un'altra poesia. Allora ci faccio un'altra poesia. Un'altra, i parolacci no. I parolacci no! Un'altra poesia ci vuole. Un'altra novella. Oh. Un'altra, questa è un'altra. C'aveva un palloncino rosso e blu, che era la gioia della mia. Questa è la sigla.
poesia è un'altra. Oh, c'avevo un palloncino rosso e blu che era la gioia e la delizia mia. Questa volta non è volato via, non è andato più su, sempre più su, è scoppiato. È successo l'altra settimana, me l'ha fatto scoppiare un mio amichetto lanciando spilli con la cerbottana di Somara. Ladies and gentlemen, I am very glad to present to you Baio Pollicino. Le spiagge. Avanti, una cosa svela. 11. Bim bim. Ormai lo sai. Sottomarini, ma sei uno? 2. Paio. Scusatelo. Signori, Well, ladies and gentlemen, prima di passare al brano finale, the next round, sketch, non sketch niente. Vorremmo proporvi present to you, un brano a cui siamo particolarmente legati, we are very attached. perché Why? rappresenta in sintesi It's the riassunto quello che abbiamo proposto proposed fin dall'inizio della nostra when attività. we begin our activity. Un brano Round sketch, molto bello, beautiful, un brano sensibile, very sensible, un brano round sketch, imponente, in the West. un brano che siamo ben lieti We are very di happy che that abbiamo we have presented presente delle dire prima io, tu puoi dire lui, che abbiamo presentato in Eurovision. in Eurovision or non so molti giorni fa, Sarui. Yesterday. Un brano cui siamo legati da nostalgie profonde perché, per chi non lo sapesse, quest'anno compiamo 20 anni di attività e questo è uno dei brani che ascoltavamo quando eravamo giovani e quando avevamo questa smania di percorrere i primi passi sul palcoscenico, quando questa musica, questo brano allietava i nostri esordi. Money, dollars, pounds, Esordi. Inizio. no money, no dollars. Un brano che assieme al suo protagonista è diventato un pilastro portante della musica leggera internazionale. Il brano in questione necessita di una presentazione internazionale quanto lo è il brano e che solo Leandro può proporvi vista la sua dimestichezza con la lingua inglese. Presentala tu. No, presentala tu, io mi giucco il brano. Well, you certainly remember the Pablo Yes. and the Sun, in which year there was most important one singer named Elvis Presley. And this evening we will present to you the Elvis Presley Revival. You making it you or no? Are you home tonight? Do you miss me tonight? Tell me, dear, are you lonesome in the night? I wanna reach for you lonesome in the night. Because you know we fish. Beloved too, from beloved me. No more. Non vuoi nemmeno nonna. Non abbiamo visto più. No more touch me. I don't wanna reach for you lonesome in the night. Hai visto? Non tutto. Non è chiuso. Io lo so perché fai così. Io lo so perché fai così. Io lo so. Il pubblico stasera ti è particolarmente amico. C'è un feeling che intercorre tra te
e il pubblico, questa più univocità, il fatto che il pubblico capisca i tuoi rebus, è come se tu giocassi in casa. Ci colleghiamo con lo stadio olimpico e Roma per trasmettere la radiocronaca di una partita di calcio. Ecco il fischio dell'arbitro. Lo bello che fischia bene, che fischia bello, vola, 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 e vola lo pallone, c'è un calcio di punizione, il Mario tirerà, lo tira zinco, lo tira zinco, no, lo tira zinco, che più forte non si può. Grazie a miei fuori, tra tanti giocatori è infortunato, il passato non ha credito, è stato egli per fare ancora. Voi non ci crederete, ma Tardelli sì, ha dato un calcio a Rossi proprio lì. Se telefonando io potete dare a brio, consiglierei libero, gioca libero, Che ha tirato quella stangata, chi lo sa, a me mi passa una cannonata. chi lo sa, Io davvero non è stato, e ti dico questo qui, mi è sembrato che ha tirato Platini. voi non capite niente, ve lo dico, è stato un Maradona, forse Zico, ma il cuore no, può concedere per farlo troppo belli. Arbitro! Arbitro! Tu rinascerai, servo a primavera, sempre in schiavitù, tua moglie continuerà Con un mandriano di montagna. Attenzione, attenzione! Ecco che Falcao sta per tirare il rigore, il portiere se la fa addosso! Falcao, basta la parola. Lo bello che fischia bene, che fischia bello. Countdown! 5, 4, 3, 2, 1, 0! La luna mezzo mare, mamma mia, mare, dai, are, are, are. Richiami a completare, mamma mia, pensarci tu. Grazie signori, noi con questo vogliamo ringraziare tutti voi che siete stati qui ad ascoltarci, vogliamo ringraziare quanti ci hanno permesso di essere qui, suppongo che abbiamo avuto il piacere di venire qui con i nostri mezzi, ma vogliamo ringraziare in particolar modo l'amministrazione e i nostri come dire, i nostri amici che lavorano attivamente affinché noi andiamo in giro anche nei posti dove non siamo mai stati, in particolare il nostro press agent manager, road manager Chicco Coci, che in persona è qui questa sera, i nostri amici dell'Alba e soprattutto voi che siete qui ad ascoltarci e che vorremmo ringraziare con una chiusura di parentesi, così come abbiamo aperto, proponendovi il brindisi augurale che speriamo sia di augurio a tutti. Alla South! Alla Saúl! Viviamo, viviamo negli eletti pari, finché la bellezza impiora in questo paradiso, e sopra il mondo di me, e sopra il di me, e sopra il di me. Signori, vi ringrazio.
ringraziamo. Un ringraziamento particolare vada ai tecnici che questa sera si sono adoperati malgrado le vessazioni della tacca e stacca della luce. A tutti auguriamo una buona estate e soprattutto buonanotte. Pronti? È una canzone d'amore, è una sorpresa. Fatemi una sorpresa. È una canzone che narra la storia di un amore che si svolge su un treno. Forse te la ricordi, se non te la ricordi te la riricordo e fa così. Spero vi piace, anche se non vi piace fate finta, battete le mani lo stesso, alla fine fa così. Tutto accadde su un vagone che portava a Frosinone. Io lo so che son piacente e conquisto facilmente. Lei di tutta riccioluta se ne stava muta muta con i suoi capelli d'oro a fumare una Marlboro. Io di donne me ne intendo e la guardo dopo attendo finché lei disse signore vorrei far con lei l'amore. Io che m'ero profumato feci un po' l'imbarazzato, poi con il mio moncherino sul suo viso un puffettino, col mio orto